Lui che mi sta seguendo da Riccia, vero? Ha detto sì. Grazie, ma dovete gridare Vittorio, 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 Vittorio. Benissimo, allora veniamo a noi. Gridate Vittorio, gridate Vittorio! Vittorio, 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 Vittorio! Questa purtroppo è la democrazia e ve ne dovete fare una cazzo di ragione! Ve ne dovete fare una ragione! Lasciateci parlare, poi voi dite la vostra e noi vi ascolteremo, perché qui la democrazia non è una parola, è un comportamento, è un modo di agire, è una responsabilità che noi ci siamo assunti. Fatela finita e aspettate lì e poi quando scendo discutiamo. Oh, e che cazzo! Ma vattene te, ma io sono della strada come te, con me caschi male, perché io le manifestazioni le ho organizzate quando te portavi i pantaloncini corti. Vattene a casa! Manifestazioni, mi faccio mettere paura da una zecca come te. Quindi se la fate finita e ascoltate bene, se no fate come cazzo vi pare. Allora, questi signori sono quelli che difendono chi ci ha lasciato 25 miliardi di debiti. Avete capito quanto è indebitata questa regione? 25 miliardi, vai a dire amico tuo, sali al primo piano e poi dopo ce lo spieghi che ci avete fatto quei soldi, perché io lo so ma non lo dico per rispetto a loro e non a voi. Avete capito? Ma che pensate del giocare? Ma andate a casa, fate per cazzo del favore. E io sto qui e mi assumo la responsabilità di starci e di dire quello che io in un anno ho fatto per quelle e che nessuno ha avuto mai il coraggio di fare. Ma che pensate? Ne mette paura? Roba da matti. Allora, questa è la nuova giunta Polverini, non ho paura nemmeno del diavolo. Ma che pensate? Che ci abbiamo paura? Sì, riprendi, lo sai che ci devi fare con quella, poi dopo quando scendo te lo dico. Non è che sul Lazio noi ci siamo candidati autonomamente, sono loro che non sono stati più in grado di perché non avevano un candidato, porcaccia la madonnaccia, non sono più stati in grado di dire no, perché il 3 gennaio ancora cincischiavano e nessuno voleva mettere la faccia su una patata bollente, perché chiunque ce la metteva di loro le regionali le perdeva. Chiaro?